Vorrei fare una considerazione che riguarda tutti. Ognuno è indispensabile all'altro perché compensa le lacune che abbiamo, quindi essere se stessi e mostrare a tutti ciò che si è una vera utilità per fare di noi qualcosa di potente, persone affidabili e oneste che si impegnano a essere prima di tutto comprese e amate. L'essere umano ci impone a tutti di avere un limite della propria storia di esistenza, dovuto al fatto che alla nascita ci viene regalato. Questo il peccato originale. Non deve essere mostrato a chiunque, ma possibilmente solo a chi ci vive quotidianamente. E perciò ci facciamo mistero di comunicazioni verbali e non verbali, immaginando in base a noi stessi chi sia l'interlocutore cui ci rivolgiamo. Colgo l'occasione di dirvi che chiunque sia immedesimato in me è assolutamente vero, bello, buono e bravo per se stesso. Io sono un'altra, ciò che non vedete voi, perché non mostro niente. Vedete solo ciò che voglio che sappiate, quindi per favore non fraintendete le mie intenzioni e fatevi una nuova immagine di me. Idealizzare qualcuno e mitizzarlo è superato. Io sono evoluta, per questo non serve. Voi siete miei pari, umili, umile e arrogante, perché posso.